sicuramente qui c'è un patrimonio straordinario, unico, in una posizione geograficamente perfetta per i grandi flussi del turismo italiano e internazionale, e c'è una fondazione che unisce già i diversi livelli istituzionali, e quindi la nostra intenzione è di fare sempre più sinergie e di andare verso l'integrazione sempre più forte, perché quando un turista arriva in Italia o arriva a Aquileia, gli interessa molto poco chi gestisce il museo, se la fondazione, se lo Stato, se la regione. Gli interessa avere un'offerta integrata che valorizza fino in fondo il patrimonio, lo tutela e lo valorizza, quindi andremo in questa direzione. Signor Sindaco, una visita importante oggi è un segno di attenzione da parte del governo nei confronti di Aquileia. Bene, una visita importantissima direi. Aquileia deve sicuramente tornare e diventare sempre più il centro della politica nazionale e regionale. Una visita questa che ci permette ci è permesso di sottoporre al Ministro delle problematiche che riguardano la comunità aquileiese. Abbiamo delle opere che purtroppo sono rimaste ferme al palo da diversi anni, e questo è un argomento che ho portato all'attenzione del Ministro. C'è sicuramente un impegno attivo da parte sua, perché la proposta è stata accolta in modo positivo. Speriamo che anche la riforma messa in atto riesca a ottenere quello sprint aggiuntivo per rilanciare il patrimonio culturale italiano e ovviamente aquileiese. Soprattutto i dati di presenze qua ad Aquileia, almeno nel periodo invernale, grazie anche alla mostra del Bardo, si sono registrati risultati molto importanti. Sì, questo è stato un primo tassello inserito nella programmazione delle mostre. Infatti non era mai stata fatta una mostra di questo tenore nel periodo, tra virgolette, fuori stagione. I risultati sono stati entusiasmanti e quindi proseguiremo sotto questo aspetto. Fra qualche mese verrà inaugurata la mostra con reperti che proverranno dall'Iran, e quindi ci sarà un'ulteriore opportunità per dar lustro a questa cittadina. La collaborazione fra gli enti è fondamentale, e quindi da parte del Comune c'è sempre stata la massima disponibilità. È chiaro che pretendiamo anche lo stesso dagli altri enti. Ci ha confortato l'approccio del Ministro, e quindi lo attendiamo prossimamente quando vorrà di nuovo farci visita.